Dopo i tradizionali acquisti natalizi da porre sotto l'albero, al via da domani la stagione dei saldi invernali. La data, anticipata al 3 gennaio, non influirà sugli acquisti degli italiani per gli sconti di fine stagione. Infatti le famiglie hanno già svuotato il portafoglio per affrontare le spese delle feste natalizie di fine anno. Anticipare quindi di qualche giorno i saldi non influenzerà sulla capacità di spesa dei cittadini, il cui budget è sempre più risicato. In base ai dati raccolti dalle associazioni dei consumatori, tra cui la Codacons, l'andamento dei prossimi saldi sarà ancora negativo, con vendite che subiranno una riduzione media dell'8% rispetto al precedente anno e con una spesa che non supererà la quota di 184 euro a famiglia. Solo il 35% delle famiglie prevede di fare qualche acquisto durante i saldi, mentre numerosi sono i negozi che già in questi giorni hanno avviato saldi mascherati attraverso l'invio di messaggi o email ai consumatori. Da domani iniziano i saldi, voi ne approfitterete per acquistare qualcosa? Penso di sì, cioè è normale, conviene e quindi domani verremo sicuramente. Penso camicie, pantaloni, queste cose. Stiamo facendo per ora un sondaggio così domani andiamo a colpo sicuro. Avete qualcosa in particolare da acquistare? Naturalmente abbigliamenti, scarpe o altro genere, in base ai prezzi che ci offrono naturalmente. Ho già acquistato qualcosa evitando la confusione, così con calma scelgo bene. Spero di scegliere bene. Oggi un giro ci vuole per curiosare un pochettino, per vedere un po' cosa c'è. Confrontiamo anche un po' i prezzi magari, no? E poi sì, ne approfitteremo senz'altro. Qualcosina magari l'acquisterò, sì, sì.